Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Inizio subito presentandovi gli ospiti che abbiamo in studio. Inizio dalla mia sinistra, come sempre abbiamo l'avvocato, ma anche autore, scrittore ed esperto della storia veneziana, l'avvocato Ivone Cacciavillani. Buonasera, avvocato, grazie di essere qua. Al suo fianco Flavio Manzolini, esponente di Fare con Flavio Tosi. Buonasera Manzolini. Buonasera all'editore Ermanno Case. Buonasera Ermanno. E grazie anche a te. Al suo fianco Enzo De Biasi, riscossa civica veneta contro il referendum Farlocco. Buonasera. Buonasera De Biasi. Al suo fianco Gianluca Busato, presidente di plebiscito.eu. Buonasera anche a lei, Busato. Allora, tanti temi questa sera, tante ricorrenze storiche, ne parleremo poi approfonditamente di una in particolare, cioè quella della battaglia di Lepanto il 7 ottobre 1571. Ma prima abbiamo le altre ricorrenze della settimana, poi invece nell'ultima parte della nostra trasmissione parleremo del tanto discusso referendum del 22 ottobre e della situazione soprattutto in Catalogna, dove si è tenuto questo referendum con feriti, scontri e quant'altro. La situazione sta evolvendo, probabilmente tra l'altro proprio la prossima settimana potrebbe essere proclamata l'indipendenza unilaterale e ci sono già dei movimenti. Ma prima di tutto le nostre ricorrenze della settimana, che occuperanno la nostra prima parte della trasmissione, e iniziamo come sempre con la nostra sigla di Memorandum. Memorandum. Storia e memoria. 1° ottobre 1946. Si chiude in Germania il processo di Norimberga. Era iniziato il 20 novembre 1945. 2 ottobre 1935. Mussolini dichiara guerra all'Etiopia. Il giorno dopo inizia l'invasione. 3 ottobre 1990. Dopo 45 anni di separazione, Germania Est e Germania Ovest vengono riunificate. 7 ottobre 2004. Gheddafi annulla la giornata della vendetta, festa nazionale libica che ricorda l'occupazione coloniale italiana. E allora queste sono le ricorrenze che ricorderemo in questa nostra prima parte di TV7 Match. Iniziamo con il processo di Norimberga, che si conclude appunto il 1° ottobre 1946, si era aperto un anno prima praticamente. Un processo sicuramente particolare che rappresenta un po' un primo caso nella storia dove appunto i vincitori, diciamo così, giudicano i vinti. Noi lo ricordiamo, lo introduciamo con un breve pezzetto di un film, Vincitori e Vinti, appunto, che ha come protagonista Spencer Tracy e che si fa riferimento a un processo che si è tenuto poco dopo, sempre lì a Norimberga, dove sono stati giudicati i giudici tedeschi. Sentiamo. Le confesso che fa piacere avere qui un uomo della sua statura. Certo, sono l'unico in America qualificato per questo incarico. Lei sa che non sono stato il primo ad essere scelto e nemmeno il 10º, lo sa quanto me. Che vuol dire? Hitler se n'è andato, Goebbels e anche Goering si è suicidato prima che potessimo impiccarlo. Ci siamo ridotti a processare dottori, industriali e giudici. Molti pensano che non dovremmo processarli. È così? E così erano scarsi i candidati a questo incarico. Avete dovuto battere i boschi del Maine per scovare un provinciale come me. Spero non le dispiace d'essere venuto. No, non mi dispiace. Volevo solo farle sapere che so come sta in retroscena. No, i processi devono continuare, specie quelli contro i giudici tedeschi. Sarò all'altezza? Sì, che lo sarà. Bene, si riposi. Grazie, senatore. Si goda questa casa finché può. Presto non avrà molto tempo libero. Grazie, senatore, grazie di tutto. A domani, giudice. Bene. Il caso è insolito, in quanto tutti gli imputati sono accusati di reati commessi in nome della legge.
Questi uomini, insieme ai loro defunti o latitanti colleghi, rappresentano ciò che veniva gabellato per giustizia durante il Terzo Reich. Gli imputati operavano da giudici durante il periodo del Terzo Reich. Pertanto voi, signori giudici, sedete in questo tribunale per giudicare altri giudici che siedano al banco degli imputati. Ed è giusto che sia così, poiché solo un giudice sa quanto un tribunale sia più dell'aula in cui egli siede, sia in prassi che in spirito, è la casa della legge. Byers può archiviarle dopo queste comparse. Certo. È stata piuttosto dura l'arringa di Lawson. Mi domando se gli imputati possono essere ritenuti responsabili di ciò che lui ha elencato nell'atto d'accusa. Beh, io sono qui da 2 anni e dopo tutto questo tempo scopri che la responsabilità non è di facile definizione. Allora, eccoci qua, siamo rientrati in studio. Allora, abbiamo scelto un po' dei passaggi, come dire, un po' interrogativi, no? Dove chi si trova dalla parte di dover giudicare si pone dei quesiti, perché come dicevo prima si è trattato comunque di un processo che non aveva precedenti. Avvocato Cacciavillani, inizierei da lei se vuol dire qualcosa su... È un processo che a noi abituati a vivere nelle aule di giustizia crea indubbiamente problemi. Il dogma fondamentale del nostro agire è nullum crimen sine legge. Nessun delitto può venire punito se non è previsto da una legge anteriore al fatto da incriminare. Quindi il fatto che i vincitori che processino i vinti, per carità, chi vince ha vinto e chi perde ha perso, ma per fatti che allora erano conformi, come del resto è stato enunciato nel film, erano conformi alla legge del tempo e poi si sono rivelati così, ecco, pone un limite al principio che risale al diritto romano del nullum crimen sine legge, cioè a un certo punto ci sono dei limiti, bisognerebbe dirlo con un altro proverbio latino, sunt denique fines consulta citraque nequite consistere virtus, cioè a un certo punto ci sono dei limiti al di là e al di qua dei quali non può esistere virtus nel senso di un atto virtuoso o anche innocuo. Lo sterminio di massa non è mai in nessun caso giustificabile. Proprio, oddio, che possono essere uccisi mille rei condannati come tali, il fatto è che insomma è lacrimevole che siano in molti, ma se i fatti sono delittuosi vanno indubbiamente puniti, sia che siano molti sia che siano pochi. Ma qua effettivamente chi ha agito in buona o in malafede, in che misura eccetera, ha agito secondo legge e nella posizione in cui era sarebbe stato punito se non avesse agito in quel certo modo, doveva dimettersi, non doveva entrare in quel certo sistema. Certo che per i giuristi il processo di Norimberga resta sempre un fatto estremamente, oddio, nessuno può condannare la condanna perché effettivamente i fatti erano tali da superare qualsiasi fantasia, ma insomma signori, i principi restano principi, qualcosa, per dirla in buon veneto, qualcosa rumega dentro. Certo. Professor Casene, è un problema che è nato proprio con il processo di Norimberga, perché una volta si diceva che a giudicare sarà la storia. Col processo di Norimberga, anche perché i fatti che erano successi nella Germania dell'epoca e anche in Italia erano talmente eclatanti,
ma soprattutto erano stati pubblicizzati, perché crimini di questo genere anche nelle guerre precedenti ci sono state. Per esempio, quando fu conquistata la Catalogna fu un disastro per i residenti, no? Ma naturalmente comandava un re e di conseguenza nulla si poteva dire, nulla si poteva fare. E peraltro Barcellona subì un attacco tremendo e non poteva certamente giudicare un re che aveva vinto. Nasce il principio che chi perde può essere giudicato dal vincitore in tempo reale, non delegare alla storia, al giudizio, perché per esempio crimini di questo genere sono successi con la Santa Inquisizione, però è la storia che dai posteri ai posteri l'ardua sentenza, diceva Manzoni. Nasce la domanda, come giustamente ha detto, sul principio del diritto romano, se il crimine fatto dopo, non previsto dalla legge, possa essere messo in discussione e si possa creare un giudizio. E poi, alla resa dei conti, il fatto supera l'enigma. È stato processato e nessuno ha avuto coraggio, non tanto coraggio, nessuno ha avuto da ricriminare, viste le persone che venivano portate a processo, che erano criminali a tutti gli effetti, che si erano giustamente, loro si difendevano con un principio: mi hanno ordinato, io ho eseguito. E parimenti sarà il processo di Eichmann, quando verrà arrestato e portato a Gerusalemme e poi processato. Lui rispondeva: io ho fatto quello che mi hanno ordinato. Ma a questo punto, questo passo in avanti del diritto, che non nasce solo da quello ipse scripsit, cioè è stato scritto quindi è, ma è un superamento del diritto con un diritto reale. Se tu sei un criminale e hai fatto delle stragi e non c'è motivo che queste stragi si potessero fare, perché capisco, sono aggredito, mi difendo, autodifesa, ritengo di avere torto, aggredisco, posso avere una ragione, ma certe stragi che sono state fatte in Germania, così sono state fatte anche precedentemente, ripeto, la Santa Inquisizione ne è un esempio, questa viene condannato ed è una condanna etico-morale e crea un principio, è un principio contrario. Non abbiamo previsto questa cosa, oggi la prevediamo e condanniamo le persone. Qui naturalmente si apre un dibattito infinito a livello di diritto, ma a livello umano credo che sia fondamentale dire certe cose, devi avere il coraggio di rifiutarle. Non puoi difendere la tua vita singola di fronte alla morte di milioni di persone. Qualcuno dirà: ma che differenza c'era tra il soldato che era al fronte, che sparava e che commetteva comunque delitti e comunque era sotto comando e quindi doveva comunque eseguire, e questi personaggi invece che gestivano su grandi platee, su grandi organizzazioni, queste stragi di massa? Ecco, io ritengo che sia stato un passo avanti, discutibile, ma comunque ha creato un principio. Difatti successivamente, sulla base di questo principio, sono stati processati, per esempio, i criminali della Jugoslavia, Milosevic, eccetera. Quindi è vero, il primo passo non è stato il passo ideale che avremmo voluto, però è stato un passo significativo. Che è servito, De Biasi? Sì, secondo me il processo di Norimberga, per come poi l'ha impostato correttamente il capo della procura americana, sono partiti dalla raccolta dei dati di fatto. Sono stati raccolti più di 3 milioni di tonnellate di documenti e la prima udienza si apre con i filmati stessi dei campi di concentramento
che avevano fatto i tedeschi per far vedere quanto erano bravi nella loro organizzazione a massacrare gli ebrei. Cioè, perché, sentendo anche le testimonianze che sono state raccolte, si erano già posti all'epoca il problema di tramandare alla storia su dati e documenti certi ciò che era successo. Ciò che era successo. E io che ho seguito, perché ci sono stati diversi film, cioè diciamo, la dialettica si pone sempre tra il principio che diceva l'avvocato e che ha ricordato anche Casen, cioè nullum crimen sine legge, e quindi su questo si sono abbarbicati i generali nazisti, anche i direttori dei campi di concentramento, e il dato di fatto che ha a che fare con l'uomo, cioè il tema che ancora oggi, fin dove, cioè qui con Norimberga nasce una questione: noi che siamo del consesso umano, il diritto internazionale può intervenire nel diritto interno? E sì, fin dove arriva e fin dove si ferma. Pensiamo anche ai massacri che ci sono originariamente in Africa. Cioè, qual è il limite? Qual è il limite? Chi lo stabilisce il limite? Tant'è che una delle cose fondamentali che poi, forse una delle cose le più positive anche sotto l'aspetto del diritto, è che viene fuori la Corte Penale Internazionale, che fa fatica i primi anni, solo recentemente, perché noi dobbiamo porci il problema, l'uomo è la persona umana va tutelata indipendentemente da chi è che la governa, cioè i diritti umani, i diritti naturali, non essere violentati, non essere uccisi. Se io ho la sfortuna di stare in un regime dittatoriale, e questo ha a che fare poi con la quotidianità del perché scappano. Ecco, quindi Norimberga, diciamo che gli americani l'hanno impostata bene, perché hanno soprattutto tirato su tutta la documentazione possibile, e noi in questi tempi viviamo anche tanto revanchismo, tanto negazionismo, che invece non è possibile, perché hanno raccolto tutta la documentazione, certo, che ha certificato la criminalità nazista, indipendentemente dal fatto che tanti si sono schermati, come diceva Casi, sono schermati, cioè, me lo hanno ordinato in base alla legge. Certo, abusato. Però vedo che annuisce, quindi... Sì, indubbiamente, io non sono un giurista, però da osservatore delle cose umane posso dire che Norimberga segna i limiti della stessa legge. La legge comunque nessuna legge può autorizzare atti disumani, e quindi laddove ci sia un sistema giuridico, legale, che vada contro delle leggi superiori che vengono prima del sistema giuridico stesso, che sono le leggi della natura, le leggi dell'umanità, a quel punto intervengono le considerazioni di carattere superiore, a quel punto intervengono giustamente anche degli atti che poi pongono dei problemi ai giuristi, che pongono dei problemi di coscienza, che pongono degli interrogativi. Non è semplice dare una risposta a questi interrogativi, però è altrettanto chiaro che di fronte alla disumanità senza come minimo precedenti visivi di comunicazione rappresentati dalla seconda guerra mondiale, dal nazismo, dal fascismo, senz'altro un atto di questo genere ha contribuito a segnare il principio che l'umanità non può mai essere contraddetta da leggi
crudeli. Il principio del rispetto della vita e di poi aspetti che da quel momento in poi hanno cominciato a trovare una definizione nei trattati, nelle convenzioni internazionali. Fino a prima, se vogliamo, sì, c'erano, che ne so, i 14 punti di Woodrow Wilson o altre singole come dire, grandi visioni, ma solo da quel momento si è cominciato a codificare alcuni aspetti che sono in un qualche modo rispettati a livello internazionale. Assolutamente. E questo poi ha trovato delle applicazioni diverse negli episodi storici che comunque si sono succeduti, e questo deve servire anche da monito. Deve servire da monito a quegli stati, a quei regimi, a quelle situazioni che impunemente ancora oggi calpestano i basilari diritti umani. I miei occhi sono su Barcellona in questo momento perché è fresca la cosa. Nessuno, dal mio punto di vista, deve potersi sentire tranquillo nel dire io ho seguito la legge quando fa un atto che va contro dei basilari principi umani. Allora, di questo chiaramente parleremo dopo. Manzolini, chiudiamo con lei questa... Non c'è ombra di dubbio che non ci si può nascondere dietro al me l'hanno ordinato. Mi viene in mente quel generale tedesco che ha saputo disobbedire agli ordini di Hitler di distruggere Parigi. Quindi, diciamo, ci sono stati dei casi, però su questo processo di Norimberga io ho un dubbio dove il diritto è stato applicato per taluni e per taluni altri che potevano servire, ma che erano comunque corresponsabili per le scoperte scientifiche e le armi che avevano usato. Immaginiamo von Braun, le V1 e le V2, ma sia tanti scienziati di questo calibro sono stati presi, una parte dagli americani e una parte dai russi, perché potevano servire. Quindi è stato un processo che è stato fatto per taluni, chiaramente responsabili, non c'è una giustificazione, ma per altri invece è stata usata un'altra misura. Ecco, questo è l'interrogativo che possiamo vedere su una umanità che chiede giustizia ma che è giusta in parte. Poi, come è stato detto, dicevo, il collega, si fa per dire, Piero Calamandrei diceva la legge è uguale per tutti, ma per alcuni è più uguale. Era questo uno degli aspetti che è attuale, perché sancisce alcuni principi. Intanto il mantenimento della pace, e la seconda uno dei principi, la pianificazione. Non può essere pianificata la guerra, soprattutto non può essere pianificata le stragi, e chi fomenta la guerra è condannabile. E noi ci troviamo in un momento simile. Vediamo la Corea come si muove e vediamo, anche se Trump è andato fuori un po' delle righe, bisognava invece far vedere come questo personaggio coreano in realtà può rientrare in questi principi e quindi in qualsiasi momento può essere poi successivamente condannato, cosa per cui fu condannato, ci fu la guerra in Iraq, e una delle ipotesi che venne fuori, c'era motivazione perché l'America attaccasse l'Iraq, e allora si andarono in cerca delle armi di distruzione di massa per riuscire a giustificare l'azione che fece Bush all'epoca. Ecco, vuol dire che Norimberga in qualche maniera, lasciando perdere, cioè abbiamo capito che è un principio nato posteriormente ai fatti, però è stato un principio che poi ha informato la politica internazionale, quantomeno in una certa direzione. Manzolini, voleva aggiungere qualcosa? No, diciamo che c'è una visione condivisa su questo aspetto della storia, con a mio avviso degli interrogativi, perché si può disobbedire agli ordini. Abbiamo visto dei casi di militari che sono stati capaci di farlo,
ci sono stati i generali che hanno cercato di far fuori Hitler in più di qualche occasione, quindi una disobbedienza da quella parte c'era, dall'altra parte c'era una volontà di mantenere un qualcosa che umanamente si deve sentire che era sbagliata, e gli ordini sbagliati in qualche modo si possono anche rifiutare. Certo. Abbiamo un telespettatore che vuole intervenire, signor Gastone. Buonasera signor Gastone. Ci sente? Buonasera. Buonasera, lei chiama da dove? Io chiamo da Montegrotto. Prego. Senta, io sto seguendo la vostra trasmissione e francamente ho avuto una stretta al cuore per il semplice motivo che io ho vissuto esattamente quei periodi, il periodo della Germania in guerra, dell'occupazione tedesca. Ho una certa esperienza di vita perché io oggi ho 89 anni. Complimenti. Complimenti signor Gastone. Ho vissuto in prima persona questa tragedia, ma poi vi dico di più. Non molto tempo fa, cioè penso 4-5 anni fa, mi sono preso la briga di partire da casa con una Topolino di 52 anni, cioè di 64 anni, scusate, è del 1952, e ho raggiunto praticamente il campo di concentramento di Auschwitz con questa macchina vecchia. E naturalmente un conto vederlo per fotografia e un conto essere sul posto e vivere praticamente in un certo senso la tragedia di tutta quella gente che è stata uccisa. Certo, signor Gastone, aveva una domanda, voleva porre un quesito? Ecco, un'affermazione più che una domanda. Quello che non riesco a capire è come mai ci siano ancora oggi delle persone che rinnegano quello che i tedeschi hanno fatto in quel periodo. Certo. C'è gente oggi che pubblicamente dice che non è niente vero, che non esistevano nei campi di concentramento, non esisteva niente. Quindi certo. 8-10 milioni di persone, o quindi adesso non lo so esattamente quanto, sono sparite dalla circolazione e nessuno, cioè più di qualcuno dice che non è vero. Questa è una cosa che fa paralizzare una persona normale. Rabbrividire, accaponare la pelle. Grazie signor Gastone, grazie di essere intervenuto. Ecco, mi dispiace, la gente purtroppo perde la memoria, non si ricorda più niente. Di fronte a cose del genere non si dovrebbe parlare più di guerra, assolutamente. Bisognerebbe che la gente si amasse, che si amassero fra di loro. Certo, grazie del suo messaggio, grazie signor Gastone. C'è qualcuno che vuole, professor Casa, vuole aggiungere qualcosa? Poi Lugano c'era un campo di concentramento. Villa Venier mi pare sia. Sì. A Villa Venier c'era un campo di concentramento. Un punto di raccolta per poi smistarli anche a Treviso ce n'era uno. A Mauthausen e a Dachau. A Trieste c'era un campo di sterminio a Trieste, la risiera di San Saba, fra Scorzè e Noale c'era un paesino, perché anche la risiera di San Saba a Trieste è venuta fuori 30 anni fa, era stata tenuta nascosta, abbiamo degli episodi nostrani anche lì. Sulle foibe, poi ci sono le foibe, e lì si è taciuto molto. Certo, la storia era un vincitore, non si poteva condannare il vincitore. Quindi le foibe è l'esatto contrario del processo di Norimberga, non è stato condannato. Ma anche le fosse di Katinka in Polonia, i russi hanno fatto fuori completamente l'esercito polacco, insomma. Certo, dobbiamo andare avanti. Capisco che l'argomento, il tema è vasto. Io volevo solo fare un punto che è esattamente questo.
grazie alla documentazione bisogna riuscire a ravvivare la memoria. Certo. Perché adesso il signore ha 89 anni, con molta onestà, è l'ultima generazione che ha vissuto, e dopo di loro è tutto affidato alla capacità nostra di mantenere poter la memoria. mantenere la memoria. Certo. Non è Certo. di poco conto, E noi cerchiamo perché di il fare negazionismo il nostro... è galoppante. Noi cerchiamo di fare la nostra parte Sì, proprio sì, no, voi siete con benemeriti. questo. Allora adesso, a proposito, prego. Per chiudere il processo di Norimberga, i processi di Norimberga furono chiusi, ma furono chiusi perché cominciò la guerra fredda. Quindi gli americani, sarebbe stata una politica suicida continuare a processare i tedeschi perché pochi si sarebbero salvati. Quindi preferirono dimenticare, cioè mettere una pietra sopra, come misero una pietra sopra ai processi che dovevano fare agli italiani. Ci sono 900 incriminati di stragi, primo di tutto Badoglio, no scusate, Graziani. Dopo lo sentiamo. E quindi chiusero questa fase. E nacque un buon principio su cui poi si informarono le politiche internazionali, ma i processi non terminarono, furono decapitati. Certo, dobbiamo andare avanti. Scusi, ma i tedeschi adesso andiamo in Etiopia. Adesso andiamo in Etiopia, Manzolini. Adesso andiamo in Etiopia con la dichiarazione. I tedeschi processarono i loro gerarchi. I tedeschi all'interno, differentemente da noi. No, certo. Allora, 2 ottobre 1935 la dichiarazione di guerra di Mussolini all'Etiopia, il giorno dopo inizia l'invasione. Sentiamo. Non è soltanto un esercito che marcia verso i suoi obiettivi, ma sono 44 milioni di italiani che marciano con questo esercito tutti uniti, poiché si tenta di commettere contro di loro la più nera delle ingiustizie, quella di togliersi un po' di posto al sole. Durante 13 anni abbiamo pazientato mentre si stringeva attorno di noi sempre più rigido il cerchio che vuole soffocare la nostra irrompente vitalità. O Etiopia! Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta! E allora, Cacciavillani, siamo passati dalla Germania all'Italia, qui abbiamo visto delle piazze affollatissime, e una dichiarazione di guerra, e poi appunto scatterà l'invasione dell'Etiopia. No? Mussolini lo dice, vogliono impedirci di avere un posto al sole, no? È una delle frasi più note, no? Vedere questo spezzone mi ha fatto ricordare un fatto personale di un'altra dichiarazione di guerra di 5 anni dopo. Io facevo la terza elementare e ci hanno fatto andare con il grembiulino nero e il collettino bianco in piazza, perché alle 10 c'era il discorso del Duce con italiani e italiane sparsi oltre i monti e oltre i mari, un'ora solenne suonare. Io avevo 8 anni, non sapevo cosa fosse la guerra evidentemente, nella piazza di Vionovo, gremita per il mercato. E mi sono sentito una cosa terribile, che ricordo come ieri,
tutta la gente che ha finito il discorso del Duce guidava guerra, 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 insomma io dicevo, ma cosa vogliono questi qua? Perché a 8 anni, insomma, nel 1940 non è che si avesse le idee chiare, ma l'impressione profonda di questa gente che inneggiava una cosa che io non sapevo proprio, ma neppure loro sapevano. Ecco, la guerra è una cosa, l'abbiamo vista qua, è veramente, ripeto, mi fa freddo ancora adesso a pensarlo, proprio sto coinvolgimento. Andate disciplinatamente in fila la scuola ad ascoltare il discorso del erano i residui dell'interventismo dell'epoca, c'era tutto un movimento intellettuale anche artistico legato a questa cosa qua, del bel gesto, dell'avventura, della conquista, cioè, per carità, discutibile, fortemente discutibile, ma era all'epoca un punto di riferimento come oggi per le ragazze fare le veline e per i ragazzi fare i calciatori, cioè, e andare al Grande Fratello e usare Facebook e fare queste cose qui. All'epoca, perché ogni cosa... Ma tutta la piazza voleva la guerra. Se monta il treno e tutti questo affare qua in mano, no? Quindi per dire che quello era il pensiero dell'epoca, perché Mussolini è stato un grande comunicatore, non c'è ombra di dubbio, ha saputo essere, diciamo così, il leader della propaganda e di sapersi muovere, che poi l'ha imitato Hitler, ha fatto scuola da quel punto di vista il ventennio, e c'era tutto il riferimento artistico, il futurismo. Scusato. Sì, diciamo che si usava degli strumenti di comunicazione che erano un po' contundenti, ecco. Sì, ma i rivoluzionari più che convincenti, perché sentirli oggi però quello che io voglio, cioè a me fa specie è pensare che in quell'epoca l'Italia era la Corea del Nord. E da lì a poco arrivarono le sanzioni delle Nazioni Unite, quindi era lo Stato considerato canaglia, più canaglia al mondo dalla comunità internazionale. Quindi io credo che probabilmente pochi possono aver questa memoria storica. Io non ce l'ho perché come dire, l'ho studiata, però pur non avendola vissuta mi crea un grande imbarazzo pensare che questo Stato fosse considerato uno Stato canaglia dalla comunità internazionale, e francamente lo era. Beh, i Savoia innanzitutto, il Regno d'Italia, visto che dovevamo parlare anche dopo. Professor Caso, vorrei contraddire, nel senso che forse in quell'istante sì, ma prima di quell'istante gli inglesi, i francesi ne avevano fatte di peggio, e erano quelli che mettevano le sanzioni, ma erano sanzioni, attenzione, per penalizzare l'Italia che voleva allargarsi un pochettino, no? Allora, solo che noi avevamo un capo di Stato che aveva una caratteristica che ritengo che non sia mai stata sottolineata, che finalmente era il primo capo di Stato che parlava agli italiani. Gli italiani prima di Mussolini non esistevano sì nei libri di storia eccetera, ma che un politico chiamasse italiani e creasse questo senso di appartenenza era, per carità, possiamo criticarlo da un punto di vista politico, ma sicuramente dal punto di vista mediatico era formidabile, perché otteneva i risultati, andava a tagliare il grano perché creava un senso di appartenenza. Anche tu contadino sei italiano, no? Certo, anche tu appartieni a quello che sarà il futuro dell'Italia. E chi è in quell'epoca? Parliamo che prima di Mussolini, 25 anni prima, anno più anno meno, Bava Beccari in centro a Milano sparava a zero perché la gente voleva mangiare il pane, e che il sale, c'era la tassa sul sale, allora che il ricco poteva comprarsi 10 kg di sale e buttarli fuori dalla finestra era una cosa estremamente semplice, ma il povero moriva di pellagra, certo. E la pellagra era uno dei fattori essenziali della carenza di sale, non poteva comprarsi il sale da mettere sulla minestra. Questa era l'Italia che è arrivata qui a Savoia, Mussolini, e non è inneggiare al fascismo, ma parliamo di quello che era l'Italia prima, che arrivasse a dire
io mando i bambini nelle colonie perché prendono il sole e non sono più rachitici, ma era un atto dovuto, ma era il primo che faceva una cosa di questo genere. Poi abbiamo capito, poi è diventata una cosa normale, poi gli americani ci hanno insegnato la democrazia e abbiamo scoperto che con la democrazia si fa più soldi che con la dittatura, perché il problema è molto semplice, gli americani sono molto pragmatici, con la dittatura non si fa schei, si fa solo casini. Quindi più la gente libera più guadagna, e il più rivoluzionario in questo senso è Ford, l'inventore della catena di montaggio, perché se pago meglio il mio non è che ti pago meno operaio, io ti pago di più, perché dopo tu verrai a comprare la mia macchina, perché io faccio le macchine per i miei operai, faccio la T1, no, la macchinetta di nonna Papera. Ecco, questo è il meccanismo che ci vengono a insegnare, che poi invece in America ci fosse un razzismo non meno importante di quello che succedeva in altre parti, però era una politica di esportazione da parte degli americani. Sì, io mi trovo in parte d'accordo, però bisogna anche contestualizzare che gli anni 35 è il massimo dell'apogeo del fascismo, dell'adesione proprio coram populo del popolo italiano, per i motivi che diceva adesso il professor Case, dell'immedesimazione del popolo nel suo capo, per la capacità che aveva anche di interpretare il sentimento italiano, che non era esistito. In effetti noi, che se ne dica, il fascismo è stato quello che ha fatto per primo l'unità nazionale. Quindi questo, dopo nello specifico, Mussolini in questo vuole il posto al sole cos'è? Il posto al sole è: io sono alla pari di Francia e Inghilterra, noi abbiamo diritto, nell'ottica dell'epoca, avere anche noi la possibilità di colonizzare, di esportare la nostra civiltà. 2, è un discorso che mira anche a dare una prospettiva, la famosa vittoria mutilata della prima, il problema della disoccupazione che c'era e quindi la necessità di creare possibilità di occupazione per gli italiani. Diciamo in politica keynesiana poi è stato quello che è stato fatto col debito pubblico, le corporazioni, quindi ci sono, allora in quel momento lì ed è poi in quel momento lì è il massimo dell'adesione, ma anche perché dà delle prospettive future. Quindi chi non la guerra, non la guerra, cioè negli anni 30 poi c'è anche un discorso che ha esaltato, diciamo, il popolo italiano. Noi non siamo una nazione di straccioni, il famoso, e di fronte alle potenze plutocratiche. Ecco, quindi c'è tutto questo che fa da stimolo verso anche, ci sono dei fattori, diciamo, poi hanno che tutte le loro problematicità, però quindi da questo punto di vista si inserisce perfettamente nello spirito dell'epoca. Certo, abbiamo un altro telespettatore che vuole intervenire, il signor Maurizio. Buonasera signor Maurizio, lei chiama da dove? Buonasera a voi, grazie della trasmissione. Ma io dissento dall'impostazione che sento dalla maggior parte dei signori che stanno parlando, ma intanto mi pare che trascuriate che c'è una continuità, purtroppo quasi come andare verso l'inevitabile, che parte dall'aggressione dell'Italia all'Etiopia, perché di questo si tratta. Si tratta di una guerra di invasione, di aggressione contro un popolo che è stato gasato, perché questo abbiamo fatto utilizzando gli aerei che buttavano giù l'Iprite. Poi si passa attraverso l'aggressione alla Repubblica Spagnola, 80.000 soldati italiani che certamente così avevano uno stipendio, un salario, non erano più disoccupati ma andavano ad aggredire la Repubblica Spagnola. E poi si arriva a quello che ricordava l'avvocato Cacciavillani, cioè questa festa che dopo 2 anni diventa la ritirata di Russia, diventa la distruzione della nostra marina militare, diventa
la distruzione delle città, diventa la doppia invasione degli alleati e dei tedeschi. Cioè, ma come si fa a prendere così sportivamente un'evoluzione che ha portato l'Italia alla rovina? Perché l'Italia è uscita dalla guerra, alla quale il fascismo l'ha portata non per caso ma per scelta, rovinata. Grazie, buonasera. Grazie a lei, signor Maurizio, grazie di questi appunti, professor Casen. Ha perfettamente ragione, naturalmente in un dibattito così breve non si può contemplare tutto. Io allora, per dare ragione al nostro telespettatore, io dico che Pio XI condannò questa guerra e disse questo è l'inizio della seconda guerra mondiale. Il nostro esercito, quando fu ad Addis Abeba, cosa che ho ripetuto altre volte nelle trasmissioni, ammazzò decine uno sterminio, ma di sacerdoti copti. Allora, quando Mussolini e alcuni cardinali importanti italiani dicevano andiamo a portare la religione in, Pio XI disse i loro come cristiani copti sono molto più cristiani di noi, e quindi difendeva. Però nelle fosse comuni hanno trovato 12.000 scheletri di sacerdoti copti ad Addis Abeba, quindi non siamo andati a portare la civiltà, siamo andati, e la campagna fu un disastro da livello economico. Intanto il signor Mussolini si vendette l'ENI per 500 milioni dell'epoca per finanziare la spedizione in Etiopia. L'ENI abbiamo venduto, quindi ha venduto i pozzi petroliferi che erano Mosul, che erano quelli che rendevano di più e che nel trattato di Versailles in qualche maniera è riuscito ad avere, e quindi erano risorse importanti, se l'era venduti per andare a fare una guerra. Il giro di mazzette che ci sta dietro a questa guerra è la fine del mondo. Cioè tutti sono diventati ricchi, ma di soldi italiani, non di soldi che hanno rubato in Etiopia e in altre parti, perché non erano in grado di farlo, e peraltro prendevamo tante di quelle mazzate noi da un popolo che sicuramente non era preparato a una guerra, mentre noi lo eravamo. Certo. Stiamo pagando praticamente ancora adesso, perché le accise sulla benzina tengono ancora conto dell'aumento. Allacciarmi a quello che diceva il collega De Biasi. Teniamo presente una cosa di oggi: il nostro codice penale vigente oggi è del 1931, il regolamento di pubblica sicurezza è del 1931, il codice civile è del 1942, il codice di procedura civile è del 1940. Ma ci rendiamo conto, il codice della navigazione 42, ma ci rendiamo conto che in 70 anni di democrazia non siamo riusciti a modificare queste che sono le leggi fondamentali della Repubblica, e sono ancora qualche modifichetta, ma così del tutto marginale. Questo è il tragico del nostro oggi, veramente, non che sia merito loro, perché a un certo punto il codice penale è nato a Padova dall'Università di Padova con Rocco e Manzini, che sono stati lì artefici, veramente, quindi non è una ideologia fascista, è una ideologia semmai padovana, ma ripeto, in 70 anni non siamo riusciti a fare nulla, punto. Certo. Si capisce che c'è qualche problema, certo. Dobbiamo andare in pubblicità, il tempo scappa via, altrimenti non riusciamo ad affrontare tutti i temi. Dobbiamo parlare dell'Epoca, certo, allora dobbiamo andare in pubblicità, un attimo solo.